Signora Ada, buongiorno! Buongiorno! Ha visto cosa abbiamo costruito qua? Beh o no? Visto? Grande strada, bella, mi piace. Ma non le dà fastidio tutto questo rumore? Cosa? Ho detto, non le dà fastidio tutto questo rumore? Guarda, che mi da una reccia so sorda e da st'altra non vi sento bene. Lei mi diceva prima che ci mette un'ora per andare in paese, è vero? Sì, un'ora. È vero? Sì, perché e te ciappi a bici, e te vai avanti, e dopo che sei il dosso, e dopo che sei il fosso, e ferma la bicicletta e va a piedi, insomma un'oretta e un quarto che mettevo. Bene, e adesso invece con la Romea commerciale? Ah, tutta l'altra roba, un'ora e un quarto al massimo. Come sempre un'ora. Sì, vabbè, ma ho avuto mettere in macchina col condizionatore, a musica, ti ascolti Elisio, tipo bello. E cosa ne pensa del problema delle polveri sottili? Polveri sottili, beh, che aveva anche a mia nonna, è un Sua problema nonna? abbastanza grave, però si risolve, dai. E che soluzione propone? Ma a me Vara uso questo e vedo che funziona bene, che proprio se neta tutto e i polveri sottili dopo non è più. E lei crede che questo basti per risolvere il problema delle polveri sottili? Beh, no da solo, io uso anche, sì Vara, anche questo, non usa mai, La polvere è coso antistatico, come si chiama qua? Sì, è l'antistatico, usa bussina pubblicità, dopo non lo so. Bene, noi la ringraziamo, ma soprattutto le facciamo un in bocca al lupo per il futuro di lei e della sua famiglia. Ma che scusa? Ma magari da costruire da nuovo?